Oggi parliamo di giovani, formazione e aspettative lavorative in Friuli Venezia Giulia, e io personalmente, ma credo di interpretare anche il pensiero dei relatori qui presenti, sono particolarmente contento per la presenza dei giovani, ovviamente. Di solito si parla sempre dei giovani, ma i giovani poi alla fine non hanno mai la parola, no? E quindi noi faremo questo incontro e lo articoleremo in questo modo, se siete d'accordo. Cioè abbiamo un'ora di tempo di registrazione televisiva con gli interventi che si succederanno a seconda delle domande che io porrò, e poi magari apriamo un po' un dibattito con i giovani, con i ragazzi, se volete intervenire. Quindi annotate qualche domanda che volete fare, è l'occasione giusta per confrontarci. Io comincerei dal padrone di casa, dal presidente della Camera di Commercio Antonio Paoletti, e gli chiederei proprio una cosa in merito alle professioni del futuro. Sta cambiando completamente il mercato, non soltanto del lavoro, ma il mercato tecnologico, il mercato in generale, e tante figure professionali che oggi sono acclarate, hanno anche un certo successo, potrebbero o scompariranno del tutto. Altre se ne formeranno e occorreranno sempre più maggiori competenze e specificità. Quindi le chiedo il parere su questo. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Don Ettore, grazie Assessore De Filippo, e comunque poi grazie a tutti voi ragazzi che state con noi questa oretta questa mattina. Beh, il tema è un tema importante, un tema che interessa soprattutto a voi, un tema che sta a cuore alla Camera di Commercio, che io ho l'onore di presiedere, e che da tempo ci lavoriamo con i giovani, da tempo abbiamo un'attenzione sia come Camera della Venezia Giulia, ma sia anche come Union Camere Nazionale, dove sono vicepresidente vicario, e lì portiamo avanti politiche che poi vengono svolte nei territori attraverso le Camere di Commercio. Per quanto ci riguarda noi, l'attenzione è importante. Abbiamo fatto degli studi con la Prosetti, una società importante di ricerca predittiva anche su quelli che saranno i nuovi mestieri del futuro. Noi 2 anni fa, nelle feste del cambiamento, ma sono già aggiornati a oggi, da 2 anni a oggi siamo già cambiato il mondo in pratica, ci davano 117 nuovi mestieri con le nuove tecnologie. La digitalizzazione ci ha rivoluzionato tutti nel nostro lavoro quotidiano, il bisogno di professioni tecniche che abbiano a che fare con l'intelligenza artificiale, con il digitale, la fanno da padrona. Questi sono temi importanti che noi ci sentiamo di portare avanti, sviluppiamo anche nel grande festival delle professioni e delle competenze che a dicembre di ogni anno, ormai sono 18 anni che la facciamo con tutti voi studenti nel salone, nel centro congressi di Trieste. Facciamo una giornata di studi e di proposte di cui il professor Giorè partecipa da parecchi anni con noi, e anche lì vediamo i ragazzi delle superiori, soprattutto quelli che poi devono scegliere se andare all'università, l'ITS, tanti altri argomenti, cerchiamo di indirizzarli. Allora, ci sono i nuovi mestieri importanti dovuti allo sviluppo delle tecnologie, ma ci sono anche i vecchi mestieri altrettanto importanti e soprattutto tanto remunerativi, cioè i mestieri artigiani che ormai si stanno dimenticando, ma ce n'è un estremo bisogno, un po' per via delle famiglie, no? Vi do un dato: l'altro anno avevamo voluto fare, a margine del Salone delle Competenze, un convegno con i genitori, per spiegare ai genitori che ci sono sì mestieri nuovi, ma soprattutto i mestieri, cioè il genitore cerca di avere il figlio commercialista, avvocato, medico, eccetera, eccetera, dimenticando i nuovi mestieri grazie alle tecnologie e soprattutto dimenticando i mestieri artigiani. Oggi un falegname, un fabbro, un carrozziere, un idraulico, un termoidraulico, un seramentista, tutti i mestieri importanti non si trovano proprio, e prendono stipendi più alti di un medico. Per cui pensateci un po' anche su questi temi. E non è che fare un liceo, fare scientifico
qualifica di più che fare un liceo, come dire, che ti porta verso questi mestieri. Sono altrettanto, come dire, belli, perché uno poi lavora con le mani, crea delle cose e ci guadagna tantissimo. Io su questo tema purtroppo abbiamo una statistica che mi premo a dirvi: siamo sulla formazione a livello Italia agli ultimi posti. È una cosa incredibile che poi cambia e ci dà un dato estremamente importante nella nostra regione. La nostra regione è fra i primi posti per formazione su vari temi, dalla digitalizzazione ai mestieri artigiani. Non parliamo di cuochi, di camerieri, di tutta la parte ricettiva, di somministrazione, eccetera, eccetera, ma è un dato che, leggendo un po' le statistiche, noi vediamo che siamo veramente messi molto male e abbiamo un'immigrazione e migrazioni di giovani nostri verso altri mondi in Europa, ma non solo in Europa, veramente strabilianti. Ci sono circa 170.000 giovani negli ultimi 12 anni che sono immigrati in paesi sia europei che extraeuropei, principalmente Australia, Canada, America e non solo. Ebbene, noi queste persone è stato valutato, è stato dato un valore a tutte queste persone che sono immigrate. Il valore è 195 miliardi di euro di soldi spesi dallo Stato per dare istruzione e dalle famiglie. Questi giovani vanno all'estero e non tutti tornano, il saldo è negativo perché per circa il 50% di questi numeri che vi ho dato. E gli altri, i giovani americani, australiani, canadesi o di altri paesi, quando vogliono venire a studiare in Europa, non scelgono l'Italia. Il primo posto è la Germania, c'è l'Inghilterra, c'è la Francia, noi siamo al penultimo posto. E anche questo è un dato che dovremmo noi istituzioni cercare di capire, ma a livello anche soprattutto nazionale. Si regge fuori da questa logica la nostra regione. La nostra regione per tantissimo tempo, specialmente in questa giunta portata avanti da Massimiliano Federica, il governatore, e devo dire la verità, con Alessia Rosalè che si occupa di questo tema, in questi 8 anni abbondanti ormai ci sono fatti politiche regionali veramente importanti e i dati che sono vi cito percentuali, ma se volete poi anche nel secondo giro ve le diremo, sono dati importanti, per cui facciamo parte di una regione importante, abbiamo una regione che ci aiuta a formarci, informarci, darci un'istruzione di un certo tipo. Andate pure fuori a fare il vostro stage, esperienze all'estero, sì, però l'Italia ha bisogno di voi, l'Italia ha bisogno di giovani, della nuova classe dirigente, quindi di coloro che saranno i dirigenti fra 5, 10, 15 anni. Per cui una raccomandazione a voi, ma soprattutto anche alle famiglie. Io mi fermo qui per il momento. Grazie, sì. Grazie per la sintesi, così questo ci consente di fare magari più giri di domande. Donetta Remaldati, teologo e presidente Studium Fidei, io ho dimenticato prima, mi scuso, di sottolineare che l'incontro di oggi è organizzato dalla Camera di Commercio e da Studium Fidei, appunto. Prima parlavamo dell'enciclica del Papa e del lavoro, tutto questo spazio che il Papa ha dedicato al lavoro, come si inquadra nella visione dei giovani oggi? Io partirei da un discorso etico-sociale e partirei dal fatto che la Repubblica è fondata sul lavoro, primo articolo della Costituzione. Ecco, questo articolo della Costituzione non riguarda soltanto il profitto, riguarda anche un tipo di educare e formare. L'Italia è formata allora e deve essere formata da coloro che fanno una scelta della cultura del lavoro. Ci sono tante attività, ma la cultura del lavoro è scarsa. Cosa significa cultura del lavoro? Significa non guardare soltanto la busta paga, ma guardare quello che è, si dice oggi, il ritorno in rete. La professione, qualsiasi professione, dall'artigianato, non so, alla docenza, oppure al meccanico, oppure al carrozziere, è un discorso che deve fare in modo che la società si qualifichi come tale.
Ecco, se voi avete studiato un po' di storia, ecco, la dimensione sociale noi la troviamo nell'affermazione di Minennio Agrippa dell'antica Roma, primo sciopero che è stato, diciamo così, mandato per conoscenza. E Minennio Agrippa fa questo ragionamento: il lavoro che fa la mano non lo fa il piede, non fa l'occhio, non lo fa il cervello, però tutto deve essere in una sinergia del bene del corpo, quindi della società. Spesso io ho lavorato sempre in mezzo ai giovani, non so, spero bene, male non credo, ma non so se è ottimale il mio lavoro, è stato più un lavoro educativo, etico e anche religioso, no? E far prendere coscienza che noi non siamo, come diceva Leibniz, delle monadi, ma siamo inseriti in una rete. Allora il mio lavoro deve essere un qualcosa che dà qualità alla realtà sociale. Quindi è vero, sì, ma in Inghilterra mi prendono subito come medico e mi mettono a tempo pieno. Però tu vieni estrapolato dalla tua realtà, puoi fare carriera certamente, puoi incidere in quel paese, ma la dimensione del Sitz-in-Leben, dove tu sei stato, diciamo così, culturalmente concepito, non hai il ritorno della tua dimensione qualificante. Allora quello che oggi fa problema è l'individualismo. L'individualismo ci porta a guardare soltanto il mio profitto, la mia carriera, ma io sono inserito in un contesto, ed è il contesto della mia realtà culturale. Non parliamo di nazionalismi, parliamo dell'identità culturale. Che cosa è la cultura italiana? La cultura che noi abbiamo attinto dai greci, dai latini, mi porta al Rinascimento, mi porta alle costruzioni dei castelli, mi porta alla dimensione di quella che è la realtà artistica, e tutto questo viene a costituire, diciamo, il pacchetto italico, che non è nazionalismo, è l'identità. I colori hanno un senso. Quando io andavo a scuola al tempo di Noè, la mia maestra, per far vedere la sintesi della luce, mi faceva un cerchio con tutti i colori e poi lo girava, si vede bianco. Però se manca un colore, quel bianco non è puro, non è perfetto. E allora io mi rivolgo agli studenti, no, che stimo, perché lo studente è colui che deve progettare il presente e il suo futuro, con fatica il presente e forse con meno fatica il futuro. Non guardare soltanto a una dimensione egotica, ma entriamo in una logica etico-sociale, dove l'aspetto dell'essere inserito in un criterio, in un corpus, diventa qualificante anche per il soggetto. Allora sì, il profitto, ma le mie radici, il mio Sitz-in-Leben, ecco, che cosa tutela in me e che cosa io arricchisco in questo Sitz-in-Leben. Ecco, allora è importante, io purtroppo insegno in Svizzera, in una facoltà cattolica, ecco, cioè a livello, diciamo, internazionale, ma il discorso, io vedo, adesso ho una tesi di un bravissimo giapponese, molto intelligente, che apprezza molto la filosofia di Platone, va bene? E mi dice, ma quello che l'Europa è stata per il mondo e quello che è stato l'Italia per l'arte è impagabile. Un giapponese, uomo di 29 anni, insomma, capite? Allora, come il lavoro deve contribuire anche alla dimensione culturale, etica e sociale del mio Sitz-in-Leben, ma non per un discorso nazionalistico, per la tutela delle mie radici. Una pianta, un fiore senza radici, dopo un po' di tempo che si gli metti l'acqua, muore. Ecco, allora il bisogno di fare in modo che la nostra dimensione sociale si relazioni con l'altra dimensione, no? Pensiamo ad esempio al tempo della scolastica. Non c'era, diciamo, il razzismo nei confronti degli islamici,
Tommaso d'Aquino, cioè la scuola di Parigi, interviene e dialoga con la vicenda Averroè, matematico e sociale e filosofo, è qualora che soltanto nella dimensione della conoscenza profonda del mio Sitzenleben io mi relazione e integro, e quindi vengo a scartare l'integralismo di qualsiasi tipo, religioso, culturale. E come diceva Papa Francesco, è necessario creare, già Paolo VI lo diceva nella Popularum Progressio, è necessario creare una dimensione di fraternità culturale. Allora vengono messi da parte i nazionalismi, messi da parte le conflittualità, la dimensione bellica, la guerra che è la disgrazia per tutti. Però è necessario inserirsi, ragazzi, giovani cari, non soltanto il profitto, ma anche la fatica di trovare l'inserimento nella mia dimensione del mio Sitzenleben. Fatica sì, ma faccio crescere un qualche cosa in cui il giro di quel cerchio è completo nei suoi colori. Allora la luce diventa pura. Allora è questo, noi dobbiamo esportare il patrimonio italico, non per una dimensione implosa, ma proprio per arricchire l'intera società. Però se la mia dimensione non è qualificante, io non riesco a comunicare il meglio, e noi dobbiamo saper comunicare il meglio, perché realmente oggi la globalizzazione ci fa comprendere che siamo tutti, pur in linguaggio diversi, orientati a una sinergia di umanesimo. Se noi perdiamo l'umanesimo che si realizza nelle realtà che io dicevo poc'anzi, ecco, noi perdiamo la qualità della persona, e persa la qualità della persona allora agisce l'intelligenza artificiale. Scusate le chiacchiere. Assessore Alessia Rosolena, al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. Io non lo imparerò mai, mi dispiace, troppe deleghe. Allora, Monsignor Malnati parlava di rete, intendevo ovviamente in termini filosofici e sociali. Trasliamo questo concetto invece nell'aspetto più tecnico, diciamo così. Personalmente, quando sono venuto qui a Trieste, grosso modo 15 anni fa, ricordo che il tema del mismatching era molto forte, no? C'era molta offerta di lavoro, c'era molta domanda di lavoro, ma i due settori non si incrociavano, non si conoscevano. La Regione, va riconosciuto, si è impegnata molto in questo. Ecco, se potesse farci un po' un excursus. Sì, potrei. Buongiorno a tutti. Io cerco di intervenire dando una visione complementare a quelle che mi hanno preceduto, condividendole entrambe per quelle che sono le premesse con le quali sono state sviluppate. La prima, ovviamente, un dato di percorsi di uscita dal nostro paese, che per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia rimane devastante, perché io ogni volta quando dico questo numero prendo paura. Ci sono 20.000 laureati del Friuli Venezia Giulia che negli ultimi 20 anni hanno scelto di andare a vivere altrove. La Regione Friuli Venezia Giulia è fortunata da questo punto di vista, perché noi siamo stati contestualmente capaci di attrarre circa 15.000 laureati, adesso poi magari i numeri perfetti ve li do dopo, dalle altre regioni d'Italia e da altri paesi, e quindi in qualche modo abbiamo compensato questo numero. Ma se pensiamo che 20.000 delle persone che abbiamo ognuno di noi contribuito a formare, a inserire all'interno della nostra comunità, a valorizzare i loro talenti, hanno scelto di andare via finito il percorso di studi, è un dato che ti spaventa. Per cui noi abbiamo due compiti: il primo quello di lavorare sulla permanenza e il secondo quello di continuare a lavorare sul tema dell'attrattività. Dobbiamo essere contestualmente il luogo dove
le persone rimangono e scelgono di rimanere, perché in questa regione in realtà dagli enti scientifici alle opportunità lavorative, alle grandi imprese, credo abbiamo tutto, in particolare sicuramente tutti i percorsi post-universitari con gli esiti legati a tutti i nostri centri di ricerca, ma soprattutto dobbiamo essere capaci di attrarre, di dire ai giovani, davanti a un tema demografico che per decenni non è stato trattato, di dire ai giovani: potete venire a vivere in Friuli Venezia Giulia perché ci sono delle opportunità. E forse su queste due traiettorie, anzi direi su queste due traiettorie, sono state fatte tutta una serie di azioni da parte dell'amministrazione regionale per dare risposte in primis al mondo giovanile. Ma mi permetto di aggiungere una cosa: non è che i giovani sono andati via perché non speravano altro che di andare a fare i camerieri in Spagna, perché poi questa è la verità. Non vanno tutti al MIT di Boston o a fare i medici in Svizzera e in Inghilterra. Molti di loro e molti laureati vanno a fare anche i camerieri in Spagna, li trovate a lavorare in qualsiasi tipologia di impresa in Inghilterra per decenni. Non li abbiamo esportati per farli valorizzare, li abbiamo esportati anche perché molto spesso, nonostante la loro laurea, hanno scelto altri aspetti della vita fondamentali per andare in un altro paese. E quindi qualche colpa al sistema politico e al modo in cui i giovani sono stati trattati nel momento in cui erano abbondanti forse va messo in evidenza e va messo in chiaro. Va messo in chiaro per quanto riguarda il sistema universitario e il sistema scolastico. Siamo tutti figli del 68, siamo tutti figli di percorsi che non premiavano il merito, ma che dicevano vali solo se sei laureato. Stiamo cambiando in maniera profonda questo tipo di visione. Siamo figli di scuole dove il merito magari non era premiato, ma soprattutto siamo figli di scuole che erano completamente disgiunte da quella che era la società nella quale ci inserivamo. E non sto parlando del sistema dei licei e del modo in cui i licei si sono evoluti, sto parlando anche di percorsi di scuole tecniche dove la connessione con le imprese era praticamente inesistente. Sto parlando che chi fino a qualche anno fa seguiva, e forse un po' lo è anche oggi, un percorso di formazione professionale alternativo agli istituti tecnici e professionali, veniva già guardato come qualcuno che seguiva un percorso di serie B. Quindi da questo punto di vista, e parliamo solo della scuola, dei percorsi universitari, qualche colpa nel non inserimento delle persone all'interno del contesto sociale nel quale vivevano va assunta. E va assunta un'altra colpa, che è il lavoro dei giovani in questo Stato, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei, è un lavoro precario e solitamente sottopagato. Quando tu hai la scelta tra un lavoro precario e sottopagato e l'ipotesi di andare ad avere un lavoro magari precario ma non sottopagato in un altro paese europeo, tu che cosa scegli? Di andare in un altro paese europeo. Quindi ecco, per me il primo dato da mettere in evidenza è che non esiste una colpevolizzazione, esiste un percorso che non ha valorizzato quella che era la risorsa più importante di questo paese. Sembrava, ma veniamo da politiche industriali che parlavano di questo, che concentravano solo sul costo del lavoro l'azione che doveva essere impostata. Nel 2008, quando sono diventata per la prima volta assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo dovuto cancellare le leggi che incentivavano le imprese a delocalizzare in altri paesi dove potenzialmente il costo del lavoro era inferiore. Quindi per decenni questo Paese ha tagliato e lavorato in maniera importante
senza aumentare gli stipendi e sulla precarizzazione dei giovani, non ha investito quello che doveva investire sui loro percorsi formativi rispetto al loro esito e ha fatto politiche industriali in cui l'unico tema era il costo del lavoro. Noi per direi 20 anni abbiamo portato le nostre aziende nei paesi esteri dove il costo del lavoro era inferiore perché eravamo convinti che la competitività non si giocasse sul capitale umano, ma si giocasse sul costo del lavoro. E questa visione, e quindi la visione di che cos'è il vostro futuro, mi permetto di parlare ai giovani, è sempre difficile parlare ai giovani, ma non perché voi siete difficili, ma perché tutti i giovani in tutta la storia sono stati difficili e diversi dalle persone che si rivolgevano a loro, quelle più adulte. Ecco, all'interno di tutto questo credo sia fondamentale andare ad intervenire su queste politiche prima che dire in che cosa o su che cosa noi possiamo lavorare. Dobbiamo intervenire su politiche della scuola, su politiche legate al nostro sistema di formazione ad ogni livello e ne parliamo, dobbiamo lavorare sulla connessione tra il nostro mondo della formazione e dell'educazione col mondo dell'imprenditoria, dobbiamo garantire e lavorare per abbattere la precarietà dei giovani in ingresso al mondo del lavoro, dobbiamo lavorare per dare loro opportunità e per spiegare alle imprese e per dare alle imprese sostegno nel momento in cui scelgono i giovani. Che cosa abbiamo fatto in questi anni? Inizio dalla scuola. Per 50 anni l'Italia è uscita dal 68 e io su questo continuo a porre sempre l'attenzione, si era dimenticata completamente che l'intelligenza, come diceva Don Bosco, può essere anche nelle mani, e si era dimenticata completamente di quei percorsi che in maniera forte, ne parlava il Presidente, connettevano il mondo della scuola e della formazione col mondo dell'artigianato e della produzione. E ad esempio uno dei dati sostanziali è che in Francia, in Germania, nei paesi ai quali abbiamo per decenni guardato come sistema produttivo e come sistema occupazionale, sono sempre esistiti questi percorsi di tecnici superiori alternativi al sistema universitario post diploma che in Italia sono nati 10 anni fa. Io spero che voi abbiate sentito parlare degli ITS, perché gli ITS sono quella grande opportunità che viene data in esito al percorso scolastico e su cui stiamo investendo moltissimo, di connessione col mondo delle imprese. Chi fa un ITS di 2 anni ha il 98% in Friuli Venezia Giulia di possibilità di essere assunto dalle imprese dove ha fatto lo stage e l'apprendistato, scusate, perché anche questo è un dato importante, ed entrare a lavorare immediatamente. Costruire la filiera tecnico-professionale, e non sto parlando della riforma dei tecnici e dei professionali, sto parlando della filiera, quella che connette, accorcia il sistema di percorso scolastico dei 4 anni, lo mette insieme la formazione negli FP con la formazione tecnica professionale nelle scuole statali e dà come esito, quindi accorciando anche il percorso di studio, i 2 anni all'interno del sistema ITS, è, io ritengo, una grande opportunità, ma non perché si studia per andare a lavorare, si studia per esprimere il proprio talento e fare le proprie scelte. È qualcosa che si capisce probabilmente quando si è più grandi e che non si afferra completamente nel momento in cui si frequenta la scuola, ma è questo, cioè si studia per riuscire ad esprimere nella maniera migliore quello che Monsignor Malnati diceva prima, rafforzare il tuo talento e vivere all'interno del tuo contesto, perché questo è l'obiettivo che ognuno di noi ha. E se posso permettermi, Monsignor Malnati ha sicuramente fatto una carrellata importantissima
Io dico sempre, siamo figli della nostra Costituzione, siamo figli dell'articolo 1 della nostra Costituzione, siamo figli di episodi e di tutti coloro che ci hanno preceduti, ma noi come Paese siamo tanto figli della dottrina sociale della Chiesa che dentro il tema del lavoro trova la vera realizzazione delle persone. E su che cosa lavoriamo? Quindi sulla formazione tecnica professionale, è un dato assoluto, sul fatto di incentivare le aziende. La Regione Friuli Venezia Giulia, mentre una volta si incentivavano tutti, e quando si incentivano tutti in realtà non si incentiva nessuno, da quest'anno, da un paio d'anni anzi, incentiviamo l'occupazione stabile dei giovani e delle donne. Che cosa significa? Che diamo alle imprese contributi anche importanti solo se assumono giovani sotto i 35 anni e donne. Questo significa che l'impresa ha un vantaggio, al di là di quello che ovviamente è il suo costo, anzi io direi il suo investimento sul capitale umano. E che cosa facciamo? Abbiamo messo assieme a questi incentivi anche l'ipotesi di dare degli incentivi a chi o da fuori torna nella nostra regione o da fuori con competenze, perché poi tutto questo entra davvero in relazione ad altri passaggi dell'intervento di Don Ettore rispetto alla presenza sul nostro territorio di culture, religioni e percorsi, come si dice, migratori diversi. Dare la possibilità di chi arriva con competenze sul nostro territorio di essere accompagnato per i primi 3 anni, per cui paghiamo l'azienda, paghiamo il giovane che viene a vivere in Friuli Venezia Giulia e paghiamo i giovani del Friuli Venezia Giulia che rimangono a vivere su questo territorio. Come? Con tutti i servizi che possiamo mettere a disposizione, ma sono quelli che iniziano nel percorso scolastico, con tutto dote scuola, con dote famiglia, sono quelli che garantiscono solo in Friuli Venezia Giulia il 100% del diritto allo studio a chi ha reddito e merito e viene a studiare all'interno delle nostre università. Significano borse di studio importanti, arrivano a oltre 12.000 euro, significano alloggi, significano servizi, e sul tema dei servizi c'è l'altro aspetto sul quale agiamo, perché ci sono 3 motivi per cui i giovani dicono all'interno di tutte le loro motivazioni che vanno via dal nostro paese. Il primo è sicuramente la precarietà e il livello salariale, rimane il primo. E quando parli di precarietà e livello salariale, se tu investi sulla stabilizzazione e se tu investi sui servizi, che in realtà sono aumento del potere d'acquisto delle famiglie e non bonus una tantum, hai già fatto il tuo come Stato e in questo caso come Regione. Il secondo motivo per cui se ne vanno sono i servizi che qui mancano, e questo è un dato che a livello nazionale è molto più elevato che in Friuli Venezia Giulia, ma garantire servizi significa garantire a chi decide di vivere qua anche quella che fino a qualche anno fa e che continuiamo a chiamare conciliazione. Il terzo motivo per cui se ne vanno è perché ritengono che qui l'ingresso non sia accompagnato nel mondo del lavoro, non sia accompagnato dal merito, ma non sia accompagnato da un percorso di formazione che prosegue nel momento in cui i giovani entrano all'interno del mondo del lavoro, e quindi dicono è uno dei motivi per cui le nostre competenze non vengono valorizzate, non dandoci in nessun modo né prospettive di carriera né prospettive di aumento retributivo, che è un altro aspetto fondamentale. L'ultimo aspetto, e dopo veramente taccio, è quello legato alla
valorizzazione ovviamente di tutte le competenze e l'attenzione ai temi dell'innovazione. Ecco, io su questo credo che il Friuli Venezia Giulia, esattamente come tutto il nord-est del miracolo economico degli anni 80, negli ultimi anni abbia fatto passi da gigante, non solo dentro le grandi aziende ma anche dentro le piccole aziende. Sicuramente il tema dell'innovazione è qualcosa, pensate che il Friuli Venezia Giulia, ed è l'ultimo dato che credo sia fondamentale dare, il Friuli Venezia Giulia è fondamentalmente l'unica regione in Italia ad essere considerata strong innovator dall'Unione Europea. Questo significa che abbiamo tutti gli strumenti perché questa innovazione si trasferisca dalle sedi della ricerca alle imprese nelle quali lavoriamo. E torno così all'inizio di tutto quello che avevo detto. C'è bisogno di far comprendere, prima che di colpevolizzare i giovani, che su questo territorio possono trovare tutto ciò che a loro serve, a cominciare dal fatto che non costruiamo gli enti di ricerca perché ci vantiamo di averli, non siamo felici di avere 40 enti di ricerca per citarli ogni tanto, saremo felici di avere 40 enti di ricerca o quanti saranno, quando contestualmente il loro rapporto con il territorio, che sicuramente in questi anni si è rafforzato ma non è sempre così, sapranno essere davvero opportunità fondamentali per i giovani che su questo territorio crescono. Grazie. Grazie Assessore. Presidente Poletti, qual è la situazione che emerge dal bollettino Excelsior Union Camere in Friuli Venezia Giulia in questo mese di maggio che sta per finire? Scusate, sono dati che li ho, sinceramente sì. Io volevo citare proprio su questo ultimo intervento dell'assessore e anche sulla sua richiesta, vi leggo proprio delle percentuali dei numeri, così ti danno l'indicazione esatta di come stiamo andando. Il titolo è il terziario traina le assunzioni. Nel 52,8% rimangono ancora rilevanti problemi nel reperimento delle figure richieste. Per il mese di maggio le assunzioni riguarderebbero principalmente il terziario con 7.360 entrate, il 68% del totale, più in particolare il commercio con 1.380 entrate, i servizi di alloggio, ristorazione e turismo 2.810 entrate, i servizi alle imprese 2.090 entrate e alle persone, i servizi alle persone 1.080. L'industria manifatturiera e le public utilities prevedono 2.160 ingressi, le costruzioni 840, per i settori primario, agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca, infine si indica una previsione di 480 assunzioni. Però restano sempre rilevanti, nel 52,8% dei casi, i problemi di reperimento delle figure richieste, il 34,2% per mancanza di candidati, il 15,5% per l'inadeguatezza della preparazione, il problema è acuto e in particolare per le posizioni ad alta specializzazione, l'87,1% in difficoltà per gli specialisti nelle scienze della vita, l'82% per analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni, il 71, quasi 72 in campo ingegneristico, il 70 per tecnici del settore sanitario. Tra gli operai specializzati risulta difficile reperire addetti soprattutto per gli operatori delle lavorazioni alimentari, quasi l'83%, installazione e manutenzione delle attrezzature elettriche e elettroniche, l'82%, le rifiniture delle costruzioni, l'81,2%, se poi si considerano le professioni non qualificate, tipo servizi di pulizia, spostamento, consegne merci, agricoltura, costruzione, eccetera, la difficoltà media risulta il 37,7%. Perciò ho risposto ai dati dei bisogni, ma anche delle difficoltà di trovare queste figure. Io guardate, sono ritornato lunedì da un viaggio di 11 giorni in Canada, un viaggio che faccio
2-3 volte all'anno in qualità di presidente del patronato Enasco 50 e più. Abbiamo soltanto in Canada 10 uffici. E cosa fanno questi uffici? All'inizio facevano servizio a tutti i nostri immigrati, per cui dalle lettere, dalle richieste di pensioni, cittadinanza e tutta una serie di servizi dati gratuitamente perché li pagava il governo italiano, e tuttora lo fanno. Ma soprattutto oggi sono i giovani che si rivolgono a questi uffici, giovani che vogliono avere il passaporto italiano per venire a lavorare in Italia. E cosa fanno? Vanno in questi uffici o vanno nei consolati e chiedono se vorrebbero venire a lavorare da noi, ma cosa noi offriamo in tema di sicurezza del lavoro, in tema di formazione, in tema di appartamenti a un costo calmierato, insomma un po' di garanzie. E perciò abbiamo il Canada con un grado di istruzione molto elevato nei giovani, che però sentono il richiamo dei nonni, dei padri, per ritornare da noi. E su questo, come diceva prima l'assessore, sono in atto politiche che io sono andato a portarle, no? Il discorso del rientro, sia per i giovani, però dobbiamo istruire questi uffici e i consolati a dare risposte certe, e gli uffici li abbiamo. E poi d'altra parte però, altra novità, sono gli imprenditori che hanno avuto successo in questi paesi, che vogliono venire a investire da noi. E io le ho fatto la mia parte di presidente anche della Camera di Commercio, cercando di incentivare, e adesso faremo dei discorsi nella nostra regione per formare i nostri uffici e dare informazioni precise e modulate. Poi andiamo invece in altri paesi. C'è il progetto che ho fatto avere l'assessore Argentina. Argentina abbiamo anche lì tantissimi connazionali che non vedono l'ora di venire a lavorare da noi, però e lì invece c'è il discorso inverso, lì le paghe sono più basse, mentre in Canada comunque le paghe sono alte, e però anche lì ci si apre un mondo per tutti questi mestieri, queste mancanze di figure che ho elencato adesso. Allora, lo dicevo all'inizio, lo dico anche alla fine del mio intervento, abbiamo la fortuna di avere una regione attentissima a queste cose. Il presidente Federica gira l'America non solo a fare proprio, come dire, promozione e attrazione degli investimenti nel nostro territorio, io faccio lo stesso come Camera di Commercio, perché più aziende riusciamo a portare, più posti di lavoro riusciamo a dare, più alziamo la qualità e teniamo a casa i nostri giovani, perché gli diamo garanzie di futuro e di vita nel nostro territorio. Grazie. Monsignor Baldati, riporterei il discorso su un aspetto più filosofico-sociale, come era prima. Noi abbiamo sostanzialmente un disagio giovanile molto forte, no? C'è questo fenomeno di hikikomori, di ragazzi che smettono praticamente di vivere, come dire, galleggiano in una sorta di realtà virtuale, perché sono 24 ore davanti al computer, non escono più di casa. Abbiamo una frangia di giovani che invece ha smesso e di fare concorsi e di proporsi, praticamente anche lì una sorta di rifiuto, diciamo, di gettarsi nell'agorà e di vivere la vita sostanzialmente. Poi ci sono tanti che invece come dire, si lanciano, la vivono e la vivono anche bene, magari riescono perché hanno quel talento di cui lei parlava prima, ma resta comunque una quota di disagio giovanile abbastanza forte, credo in generale in Europa, forse anche in altri paesi, ma anche in Italia. Ecco, volevo il suo parere su questo. Dunque, la dimensione del disagio sta sempre in una lettura dell'essere e dell'esserci. Cioè, oggi come oggi, la dimensione dell'umanesimo, cioè, dicevate prima, un'antropologia completa, al giovane non viene presentata. Cioè, l'antropologia completa è l'individuo, la famiglia, la società, la coscienza e anche la religione. Ora, il mondo giovanile come in sé per sé è accompagnato dall'aspetto educativo e formativo proposto dalla nostra Costituzione, è una, diciamo, antropologia non completa. Cioè
Cioè noi ci siamo fermati praticamente da quelli che erano i padri fondatori della Costituzione con degli ideali alla dimensione del pragmatismo. Quindi il discorso: vado all'estero perché pago di più, prendo di più, come diceva l'assessore, faccio anche il cameriere, anche se ho fatto una tesi, non so, su Cartesio, per dire. Quindi c'è una dimensione in cui non c'è la presentazione della necessità di un formarsi di fronte a quelli che sono le dimensioni qualificanti, quindi l'aspetto della conoscenza delle cose, l'aspetto della realtà che mi sta attorno, l'aspetto della coscienza. Abbiamo messo, diciamo così, alla berlina il diritto naturale, abbiamo messo alla berlina il diritto internazionale, abbiamo visto questi qui che sono stati catturati nelle acque internazionali, quindi praticamente si è tornati a una dimensione so io politico che cosa serve per te. E questo è un qualche cosa che già faceva acqua nella scuola presocratica, non solo oggi. Allora è necessario recuperare la dimensione di quello che cosa so io, che è importante anche per me, nonostante la mia giovane età. Ma mia mamma mi dice di fare il medico, mio padre mi dice di fare l'architetto, ma tu cosa dici di fare? Ecco, manca la valorizzazione del fatto del pensato del giovane, al quale ovviamente ci deve essere, come diceva giustamente l'assessore, il supporto dell'istituzione della famiglia. Ma l'ascoltare veramente di cosa ha bisogno il giovane, onestamente, partendo dalla famiglia, non c'è neanche il 60%. Ora, come noi possiamo pretendere che un giovane sia responsabile e corresponsabile? Ecco, allora che è la grande crisi di oggi è la crisi educativa e formativa, che comincia dalla famiglia, tocca la scuola, la società e poi ovviamente anche il mondo del lavoro. I giovani in sé per sé sono spugne vergini, prendono da dove te le metti. Allora è necessario che abbiano anche i requisiti per poter recepire questo liquido, quest'acqua, questa dimensione. A me pare che noi abbiamo o facciamo dell'assistenzialismo nei confronti dei giovani o li presentiamo degli aspetti meramente ludici, cominciando dai shop sessuali e compagnia bella, ma la dimensione della valenza, della coscienza, diciamo antropologica, non dico religiosa, coscienza antropologica che si fonda sul diritto naturale, questo non viene minimamente tenuto in considerazione. Ma fa così perché così il mondo va così, sta attento, non sta farruffiando perché te c'ha pipidon, vai là. No, il discorso è molto importante. Tu devi essere te stesso nei confronti del tuo, colui che ti sta di fronte. Io sono stato dal medico 2 settimane fa, così, no, di più, quasi 2 mesi fa, e c'avevo lì 2 giovani che con questo telefono in tutta. Siccome a me piace parlare, e gli ho detto a uno: ma con chi stai chattando? Con la tua ragazza? No, con questo che sei vicino da me. Ma porca miseria, dico, dai un piadon, parla con lui. No? Cioè c'è un cambiamento di relazione, ma anche quella è una relazione. Allora, noi dobbiamo sempre stigmatizzare la tecnologia o dobbiamo fare in modo, come dice il Papa, la tecnologia non è vero che è neutra, la tecnologia va gestita. Allora anche nella relazionalità, per il lavoro, pensate oggi come oggi quanto è importante che puoi lavorare da casa, tecnologia, e quindi puoi fare, pensate, io vivo in Lombardia, no? Ecco, per andare a lavorare a Milano da Varese ci vogliono 2 ore e mezza la mattina, altrettanto tornare indietro. Allora la tecnologia aiuta. Allora il giovane che diventa, diciamo, maestro in
tecnologia. Quando io avevo il telefonino che non funzionava, qui a Trieste, andavo giù in oratorio, c'era un ragazzo di quinta elementare, in 2 minuti mi metteva a posto il telefonino. Cioè c'è una dimensione qualificante da vivere e quindi è necessario fare in modo che ci sia un'antropologia completa. Allora sì, rapporti personali, bene, certo. Mica dicevo sempre ai fioi, mi dispiace che sei in televisione, no? Non ti può fare l'amore per telefono, bisogna che ti vedi la mula, no? O il mulo indifferente, quindi le relazioni sono fondamentali, però gli approcci possono essere orientati dall'approccio del lavoro, l'approccio della cultura, cioè è necessario renderci conto che l'esistente non è contro di me, l'esistente è quello che è, dipende da me il come gestire questo. Allora bisogna dare fiducia al giovane, questo è vero, però bisogna fargli capire che è in un contesto, perché tu puoi andare a fare l'università, non so, a Cambridge, perché tuo papà lavora, perché la tua famiglia si sacrifica per te. Allora tu sei in un contesto sociale e questo contesto sociale non puoi soltanto, te capisci, ciucciarlo, come si dice a Trieste, ma devi fare in modo che ci possa essere un qualcosa di ritorno, ma non per riconoscenza, per mettere in rete il tuo lavoro, la tua realtà. Ecco, quindi è necessaria un'antropologia completa, che non significa questo sì, questo no, cioè a parte l'aspetto etico, l'aspetto del diritto naturale, se sei stop, ti devi fermarti, non se sei fermi, ti già più puffe, ti va a finire nella stanteria, vai a finire al pronto soccorso, se dici in italiano, al pronto soccorso. Ecco. Quindi un'antropologia completa, però dobbiamo aiutare il giovane ad essere lui, a gestire il suo presente e il suo futuro. Ecco, cominciando dalla famiglia, cominciando dalla scuola, cominciando dal tempo libero, no? Io mi sono battuto tanto, ma ho fallito, perché ci fosse una grande opportunità ludica per i giovani di Trieste gestita in ordine bene, no? Ma nessuno me ne ascolta. Perché devo andare a prendere un mio giovane che viene a casa da Treviso perché là c'è una bella possibilità di stare insieme? Perché non posso farlo qua? Cioè entrare in una dimensione che sia il giovane che possa decidere, ma per poter scegliere ci devono essere le strutture, e questo qui è l'impegno politico. Guardi che la politica non sia una porcheria. La grande porcheria, vi dico io che cos'è? La grande porcheria è la burocrazia. Questo è. La politica è la più alta forma di carità, se si fa con onestà, se si guarda il bene comune. Ecco, allora la politica ha il compito di fare in modo che il giovane sia lui a gestire se stesso, pur nel rispetto del contesto in cui egli è e vive. Ecco, questo è importante a mio avviso, perché non è un giocattolo il giovane, è una persona che si sta sviluppando, ma c'ha dentro anche, e deve anche sbagliare. Senti, il Padre Eterno ci permette, io sono religioso, ad andare anche all'inferno, rispetta la nostra libertà. E perché tu, papà e mamma, non rispetti la libertà di tuo figlio, a meno che tu non vedi che usa il coltello, che è pericoloso, cioè usa qualcosa che gli fa male, ma nella progettualità, perché non l'ascolti? Tu pretendi di farti ascoltare, ma tu ascolti tuo figlio? Io spesso quando confessavo qua gli dicevo, ma te mi porti i peccati del tuo figlio, parla per lui, ma tu l'ascolti tuo figlio? Non sentire il figlio, ascoltare. Purtroppo la nostra società è fatta in un modo che i genitori non hanno tempo, non perché non vogliono, devono lavorare tutti e due, 500 euro di affitto al mese, te paghi 2.000 euro, magari e te ciapi 2.000 euro, te paga, come ti fa? Quindi i genitori hanno delle fatiche grosse e viene meno che cosa? Il tempo per poter parlare. Poi ci sono i problemi tra la coppia, marito e moglie, tutti questi casini qua, e quindi chi va di mezzo?
va di mezzo il giovane, va di mezzo il figlio. Ecco l'importanza della intergenerazionalità, dove ci si ascolta reciprocamente, però bisogna impegnarsi tutti. E qui la politica, come vedo che c'è questa progettualità, deve inserirsi, non per fare una egemonia di una progettualità, ma per il bene della persona e del bene comune. Assessore Rosolè, l'ha chiamata in causa direttamente. Siamo tutti quanti d'accordo, credo, con i principi espressi da Monsignor Malnati. E allora a questo punto dico, è vero che i giovani devono svilupparsi da soli, devono fare le scelte autonomamente, però un consiglio glielo possiamo dare. Cioè quel contesto che si muove intorno ai giovani, noi in qualche modo, prima lei lo ha articolato, lo ha definito, adesso magari se scendiamo un momento nel particolare, diciamo che consigli può dare a un giovane che si affaccia al mondo del lavoro o che sta per approcciarsi a una scuola che poi lo porterà al mondo del lavoro? Lei che ha una visione sicuramente più chiara del cittadino medio del Friuli Venezia Giulia. Cosa diceva De André? Che chi dà consigli non sa dare il cattivo esempio. No, io non do consigli a nessuno perché credo che quando si è giovani, lo sono stata anch'io molti anni fa, ma quando si è giovani i consigli sono l'ultima cosa che bisogna dare. Bisogna, come diceva perfettamente Don Ettore, dare delle opportunità, far sapere che ci sono delle opportunità che sono più vicine di quanto vi sembra, basta informarsi, basta chiedere, basta vedere ciò che avete sotto casa. Il secondo consiglio è quello di far sentire la vostra voce. L'ha detto benissimo Don Ettore che cos'è la politica, nessuno vi chiede ovviamente di fare politica, ma se non siete voi a esprimere in maniera compiuta ciò che vi serve, è difficile che tutti gli altri lo possano immaginare, o almeno lo fanno solo ed esclusivamente o sulla base di studi sociologici che però evidentemente non rispondono a tutti i bisogni, sulla base della propria esperienza. Noi abbiamo il compito di mettere a disposizione opportunità e io penso che assieme a tutto il sistema della scuola, il sistema della formazione, il sistema delle imprese, agli enti, tutti quanti in realtà lo fanno, sapendo oggi una cosa che tanti anni fa non si sapeva, ossia che voi siete, ed è anche questo sembra demagogia, l'unica risorsa che abbiamo per far continuare a vivere e a diventare sempre più forte, o comunque non forte ma sostenibile, il nostro territorio. Ogni persona che perdiamo rispetto alle competenze, ripeto, una volta i giovani erano tanti, la natalità e la demografia non ci facevano immaginare quello che sta succedendo oggi. Ecco, questa è la vera differenza e quindi tutto ciò che viene fatto, siatene certi, e anche questo non è demagogia, è fondamentalmente fatto per voi.